Intanto è un risultato importante della Lega, perché a me ormai sta cosa dell'uomo solo al comando francamente mi ha davvero stancato, perché anche Zaia, che è bravissimo, senza la squadra di assessori, senza la squadra di consiglieri, avrebbe fatto poco o nulla. E invece credo che bisogna valorizzare le squadre. E questo è una vittoria di una squadra che ha sostenuto Alberto Stefani ed è una vittoria della Lega che finalmente si è messa a fare la Lega. È identitario Roberto Marcato. Per lui ha vinto la Lega, quella radicata nel territorio, coi suoi amministratori e i suoi militanti. Luca Zaia è una risorsa del partito, ma il bulldog di Piombino Dese non vuole sentire parlare di uomini soli al comando. Ora è il momento di lavorare, sottolinea, e si mette a disposizione del partito. Io credo che ai Veneti interessi poco il ruolo che avrò, ma che interessi loro se, a prescindere dal ruolo, io continuerò a metterci la passione e l'integrità che ho sempre avuto in questi anni. Dopodiché, se il partito decide che io possa essere una risorsa, bene; se il partito decide che non sono una risorsa, come in parte ha già fatto anche negli anni scorsi, vabbè, ne prendo atto, insomma, io non ne faccio un dramma. La bassa affluenza alle urne è un problema serio, anche se non bisogna farne un dramma, sottolinea Marcato. La politica, però, deve interrogarsi. Dobbiamo fare alcune cose. Primo, fare gli election day. Non è possibile immaginare che i veneti vadano al voto ogni tre settimane, perché non ci vanno. Due, fare le elezioni a novembre è una follia. Terzo, noi dobbiamo diventare un po' più affascinanti, dobbiamo trovare altri linguaggi, dobbiamo trovare altre vie di coinvolgimento dell'elettorato. Siamo un po' nel linguaggio, nella postura, nella comunicazione, siamo un po' d'antan, ma questo riguarda purtroppo anche i giovani ed è questo un problema.